E siamo live. Ciao a tutti, Poi, come state? come Velocissima. state? Grandissima, proprio 0-1. Eh? Ottimo anche Comunque, su io Facebook. dico siamo live e il cronometro dice già 19 secondi, quindi non so cosa abbiano visto prima del siamo live. Avete visto fare il countdown. Come state? Vedo che ci hanno già Oh. scritto Agata, Ilaria, facciamoli vedere. Ilaria, Mondo Fantasia. E ciao Agata, anche da Mondo Fantasia, benissimo. Eccoci qua, perdonami, avevo 1000 finestre aperte. Attendiamo un Eccoci. attimo perché forse, come sempre noi siamo puntuali in tutto, probabilmente ho scoperto adesso che in realtà questo programma ti dà il conteggio solo di Facebook. Sicuro? Mi sa di sì. È che i numeri non mi tornano poi tra Facebook e YouTube. Cioè, nel senso solo di Facebook, sono da numeri a caso, secondo me. Ma sì. Se c'è qualcuno scriveteci anche su Facebook, da Facebook, se si vede, se tutto bene, io faccio il controllo, penso che Sara l'abbia già fatto, giusto? Sì, sono già su Facebook, sembra tutto ok. Perfetto. E invece Tendiamo ancora un attimo, che così si riescono a collegare le persone. Allora, sì, intanto salutiamo anche Agata e Ilaria Mondo Fantasia, che ci chiede anche come stiamo. Abbastanza, Bene. sempre qua. Bene, non so se l'avete vista, e se non l'avete vista andate a vederla, perché ho fatto una live, Sara l'abbiamo risparmiata dal parlare di videomaking Sì, almeno pomeriggio, ho appena finito una live con Giacomo Sisca di Vita da Videomaker, che era stato qui lunedì, e quindi ci siamo riscambiati il favore. Quindi poi, dopo però, adesso ci aspettate, dopo potete tranquillamente andare a vederla. Ciao Federic, è in ritardo di 1 minuto. Quindi molto annulliamo male. tutto. Adesso basta, rifacciamo. Allora, scusa Ilaria, un cane con pedigree può accoppiarsi con un meticcio senza perdere il pedigree nell'accoppiamento successivo con un cane di razza? Sì. In teoria sì, nel senso non viene, diciamo, contaminato dal meticcio. Ovviamente i cuccioli che nascono non sono assolutamente di razza. Federic, hai visto il post su Instagram? Ok. Quale? Scusami, i post che metti su Malcolm sono bellissimi, grazie, Malcolm è bellissimo. Sì, domani devi metterlo su Facebook anche, me lo mandi che lo mettiamo anche su Instagram, il tuo paragone con la mucca. Era bellissimo. Ecco, c'era la foto su Facebook, no? Diceva praticamente: vi siete mai chiesti come si siede una mucca? E appunto a quel punto me lo sono chiesto, insomma, sono andata a cercare e ho detto è Malcolm. È uguale. Oh, eccolo anche Cold, benissimo. Se c'è qualcuno su Facebook, se ci scrive, oggi mi mangio le parole. Ah, il video con l'esercizio, bello, sì. Ok, molto, ottimo. molto bello con le nuove grafiche, grazie anche a Cold. Allora, siamo arrivati un po' di persone e quindi potremmo presentare l'ospite, che volentieri. in realtà si presenterà da solo. Ok, vai. Safely, I'll go. Take this head on. Soon I'll come around. Lost and never found. Waiting for my world. Seen but never heard. Buried underground. But I'll keep coming.
Yeah, I keep coming. Yeah, I keep coming. Ed eccoci qua, che spettacolo. E Figerrimo, veramente. così si fanno i video, non quelli che faccio io. E quindi presentiamo Simone Cioè. Ciao ragazzi, grazie mille per avermi invitato, grazie mille per i complimenti. Due linguaggi diversi, dico solo, non è assolutamente vero. I video si fanno, imparate a farli, poi quello che viene fuori è sempre bello se si racconta qualcosa di interessante, che è un po' quello che faccio io, insomma. No, veramente Bellissimo. suggestivo, veramente. Veramente, pensa che io non riesco a fare la sigla pur avendo già l'audio fatto, non riesco a mettere insieme tre immagini e lui si presenta così. Ognuno ha il suo, giustamente. Sì, potevi farne uno brutto per l'occasione. Sì. Prossima volta con un po' più di anticipo mi metto a girare qualcosa di molto più brutto, promesso. Ecco, un Va po' di benissimo, complimenti, ecco. che figata, che bel video. Grazie mille, Eccoci grazie qua. mille. Aspetta che non sto neanche leggendo, lo sto mettendo. Benvenuto. Grazie Allora, a tutti, Simone, ragazzi. per chi non ti conoscesse, se ci racconti un po' Sì. di te. Volentieri. Io mi chiamo Simone Cioè, Cioè veramente non è un nome d'arte. E ho 25 anni ormai, li faccio a inizio di maggio, quindi ormai ci siamo. E faccio il videomaker nella vita vera, di tutti i giorni sono un filmmaker e come seconda vita diciamo che sono un creatore di contenuti sul web, ho un canale YouTube dove parlo di tutto quello che è videomaking e fotografia, recensisco macchine, provo attrezzatura, tutto a 360 gradi, insomma. Quindi diciamo che questo è un po' quello che faccio effettivamente per campare, insomma. E poi ovviamente ci sono mille cose, ambizioni, sogni, paure, perplessità di quello che è questo mondo che sta evolvendo in maniera incredibile nell'ultimo periodo, sta portando un sacco di cose nuove, di nuovi linguaggi e quindi una grossa parte di me sperimenta anche un sacco di cose che magari in parte non c'entrano molto con quello che è poi fare video, però vanno fatte per capire un po' dove si vuole anche andare e soprattutto evolvere con questo nuovo mondo dei social di cui faccio parte ormai da tanto, però che comunque sta cambiando in maniera veramente costante e continua e bisogna reinventarsi ogni giorno, ecco. Ma è difficile stare al passo con tutti questi cambiamenti. Chiedo, sempre da profana e non mi sono mai messa a fare video. In realtà a livello di video in sé, diciamo che gli ultimi grossi cambiamenti sono avvenuti negli ultimi 5-6 anni. Ecco, la tecnologia è diventata molto più accessibile, si è passati non tanto dalla pellicola al digitale, perché io quel passaggio lì non l'ho vissuto, sono abbastanza nativo ormai di questo mondo, però diciamo che la tecnologia è scesa di prezzo, è diventata più accessibile, i telefoni ci danno comunque una grossa opportunità di fare tantissime cose e quindi in realtà è forse un po' un capire, più che altro secondo me è difficile capire dove si vuole andare, nel senso che si è nati volendo fare tutto e sempre di più ci si accorge che man mano bisogna cominciare a togliere delle cose da quello che siamo, sia come videomaker ma in generale, per concentrarci bene su dove vogliamo arrivare, sul punto che vogliamo ottenere. Quindi la parte più complessa per me è questa, cominciare a togliere le cose superflue, ecco. E poi hai anche un podcast, giusto? Sì, ho anche un podcast che è un po' una valvola di sfogo personale, dove parlo appunto, ovviamente sempre di questo mondo, ma visto un po' più in maniera alla larga, alla buona. Diciamo che la mia idea generale di podcast nasce da quello che è un po' il mio modo di essere, quindi sedermi con gli amici, aprirmi una birra e parlare di questo, del mondo della fotografia e del video senza troppi schemi che invece YouTube e comunque la comunicazione mia ufficiale mi impone. Quindi il podcast accendo il microfono e parlo per 20 minuti e lo pubblico, insomma, nulla di super costruito. Ops. E ruppe il microfono. Sì, esatto, è distrutto tutto. Hai fatto bene a dire di cioè, perché appunto ti chiedono già come mai il nome d'arte, No, prima, esatto. prima che lo spieghi. Esatto, sì, no, non è assolutamente un nome d'arte, sono proprio così. Penso che sia un errore dell'anagrafe perché non esiste effettivamente, cioè non siamo in tanti, però
qualcuno c'è. Però vi nominano in tanti, questo sì. Sì, no, poi è facile, la gente si ricorda assolutamente subito di te, quindi in realtà è super utile, ecco. Superata Poi la chiedono, crisi. chiedono il link, quindi sicuramente dopo in descrizione troverete tutto il link, ma Sì, comunque comunque se cercate cercando... Simone Cioè ci sono solo io, quindi non ci sono problemi, mi trovate Questo, senza dubbio. questo è sicuro, molto probabilmente è sicuro. Allora, Beh. vediamo, come sempre noi non abbiamo nulla di preparato, ma Sara ha la sua domanda tipica. Sì, aspettavo solo il momento per buttarla. No? No, la classica, diciamo, un po' come ti è nata questa passione, nel senso se, diciamo, hai sempre saputo di voler fare questo o magari è nato per caso l'incontro con il videomaking? Allora, in realtà è nato per caso, nel senso che io sono cresciuto in una famiglia che ha due grosse influenze. Mio papà è artigiano, fa il muratore, quindi lavoro con le mani, ha sempre lavorato fin da piccolo, e mia mamma ha fatto il liceo artistico e poi anche l'Accademia delle Belle Arti. Quindi ho avuto sempre questi due grossi mondi in contrapposizione che in qualche modo mi hanno influenzato sia da una parte che dall'altra. E poi in realtà, come quasi tutti quelli della mia generazione, quindi del 95, del 94, eccetera, abbiamo vissuto l'arrivo dell'informatica in maniera proprio dritta dietro il collo. Già a 5 anni, 6, arrivavano i primi computer in casa e quindi ovviamente ero affascinato da questo mondo e infatti ho iniziato le superiori facendo proprio questo. Ho cominciato studiando informatica io. E quando avevo circa 16 anni, anche un po' meno, per caso mi hanno dato in mano una macchina fotografica, nel senso che io non l'avevo mai tenuta in mano, non ero mai rimasto così tanto affascinato da questo mondo, non mi era mai interessato, e niente, ho cominciato un po' a scattare foto come abbiamo un po' fatto tutti, quindi ai fiori, agli alberi, alle foglie, queste cose qui, finché a un certo punto è scattata quella scintilla, no? Come in tutti i più bei rapporti, a un certo punto scatta questa scintilla, e niente, ne sono rimasto completamente catturato. E poi da lì è stato amore a prima vista, cioè da lì in poi non ho più smesso. Tanto che i miei studi di informatica sono andati a farsi benedire, perché passavo le ore al posto che a studiare fotografia, che non mi dava nessun voto positivo in informatica. E in quarta superiore ho mollato tutto, mi sono ritirato dalla scuola, ho preso un attimo l'estate di pausa per dire ok, devo diplomarmi perché senza il diploma la vedevo difficile, però devo capire cosa voglio fare, quindi mi sono riscritto a una scuola di grafica, ho perso un anno, e a 18 anni ho aperto poi la partita IVA, mi sono diplomato di corsa sostanzialmente, cercando di studiare il giusto per non essere di nuovo bocciato, e poi mi sono buttato a capofitto in questo mondo, e adesso sono 6 anni che lo faccio di lavoro a tempo pieno. Cavoli, proprio a 18 anni, subito. Sì, fai conto che io ho fatto il compleanno il 5 maggio, il 5 giugno dovrei aver aperto più o meno la partita IVA, giù di lì. Cavoli. Oh, Sì. beh, no, mi dà speranza perché ho sospeso gli studi 6 mesi all'università, manca un esame adesso e mi sentivo malissimo, cioè proprio come se avessi tradito la patria intera, bene o male. Adesso ho ripreso appunto per avere la laurea, però mi fai sentire meglio, no? In Dire, realtà ci stanno delle pause. ti dico, quando tutti quanti mi chiedono, ma cosa mi consigli, eccetera, io non so se questa sia la strada giusta, nel senso che non credo che ci sia una strada giusta per ognuno. Semplicemente questo è stato il mio modo di potermi esprimere quello che mi faceva sentire effettivamente me stesso, quindi ho trovato così il mio modo di essere filmmaker, ma di essere anche, di diventare adulto pian piano. Non so se è la strada giusta, per molti è quella di farsi 10 anni di accademia e poi arrivare e spaccare tutto perché sono 10 anni che studiano. Io non ero bravo a stare sui libri, non sono capace a stare fermo, e quindi la scuola non era proprio il posto giusto dove far accrescere questa mia passione, ecco. Oh, ma ci sta, insomma, ognuno ha le sue passioni, le sue caratteristiche. Sì, esatto, Dico, io l'importante è appunto, trovare sì. il modo giusto per esprimersi, secondo me. Sì, dico, la mia crisi esistenziale è nata scoprendo che coi cani si poteva lavorare, cioè poteva oltre ad essere una passione, poteva effettivamente essere un lavoro. Sì, è uguale col video, cioè quando mi hanno detto guarda che con questa roba tu ci puoi guadagnare dei soldi, ho detto come scusa? Ah ok, figo, allora Sì, facciamo. ci resti un attimo, no? Non sapevo fosse un lavoro. Sì, esatto. Guarda, c'è Cold che è il nostro grafico di fiducia, Bruno di 6K Graphic, tutte le grafiche che vedi qua ce le ha fatte lui e l'abbiamo conosciuto semplicemente facendo queste live. Si è Pensa reso un po'. disponibile di aiutarci appunto nel fare tutte le grafiche, dopo vedremo anche il calendario della prossima settimana.
E dice appunto sei nato col marketing fatto. Sì, appunto, esatto, ma è per super il SEO il cognome. mio cognome, nel senso che non ho mai dovuto fare... Sai quando ti dicono adesso per far crescere il sito devi indicizzarlo bene, perché... Però obiettivamente di Simone Cioè ci sono io e quindi la gente se cerca me trova me, punto. Non mi chiamo Mario Rossi, ecco, quindi meno male sotto quel punto di vista. Mi vedi Ottimo, perché intanto grammatica? la luce, Esatto. il controluce qua è morto, se non avete visto Si è all'improvviso, spento tutto. troc, finita la batteria, L'avete notato benissimo. solo voi, penso, io non... Insomma, vedete la mia web, la stanza, nel senso... cioè- E Posso- Riccardo invece ti saluta, un mega saluto a tutti, Simone prezioso ragazzo. Ora deve scappare, si rivedrà dopo la live. Probabilmente fa parte della tua Sì, community, sì, 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 giusto? sì. Sì, 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 l'ho riconosciuto dal fotoprofilo, ecco. Diciamo che ho una memoria molto fotografica e riconosco le persone che mi seguono sempre dalla loro foto del profilo, ecco. Quindi quando qualcuno mi Anch'io. scrive che l'ha cambiata è panico. Anch'io. Secondo me sarebbe da vietare, cioè Sì, non sì, si può, ma anche esatto. da WhatsApp. Sì, 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 dopo che l'hai scelta basta perché io vivo su quella cosa lì. Assolutamente. Guarda, Al- riprendo anche la domanda, se posso, scusami Tiz, di mondo Vai, vai. fantasia. Quindi appunto ami viaggiare per avere più ispirazioni? Diciamo in generale viaggi molto per lavoro, proprio in giro per Ah, il mondo? allora, io finito il diploma ho fatto un anno in Nuova Zelanda da solo. Figo. Perché obiettivamente, sai, quando hai 18 anni e ti rendi conto del fatto che da lì in poi si entra nel mondo degli adulti, perché se non vuoi continuare gli studi comunque o lavori. I miei mi hanno sempre detto che dal momento in cui avessi deciso di non studiare più, quella era la porta, quella era la strada, nel senso hanno sempre supportato quello che facevo, però mi hanno anche sempre dato questo senso di responsabilità del diventare grande. Quindi ho deciso di prendermi un anno dove, con tutti i soldi che avevo risparmiato dai precedenti lavori, eccetera, andarmene in Nuova Zelanda, un po' per vedere cos'era l'altra parte del mondo, un po' per imparare l'inglese perché appunto io non lo studiavo, quindi potete capire che il mio inglese era veramente zero. E un po' per mettermi in gioco, riflettere un po' su quello che volevo fare, quindi sono partito da solo, zaino in spalla, per un anno ho viaggiato, fotografato, fatto video, ho raccontato la mia avventura su YouTube, eccetera. E ho imparato l'inglese, che è stata una delle cose più importanti per me, perché adesso il mio lavoro è tutto quanto in inglese praticamente. E quando sono tornato, un'agenzia qua di Milano mi ha chiesto di lavorare per loro, quindi sono tornato fine aprile del 2016, all'inizio del 2017 stavo vivendo qui a Milano, quindi in pochi mesi. E niente, poi la mia vita è sempre stata in giro, ho vissuto un anno a Roma, poi sono tornato di nuovo qui e ovviamente adesso per lavoro viaggio spesso in giro per l'Italia. Poco prima del virus avrei dovuto iniziare un tour europeo, quindi comunque diciamo che viaggiare è una cosa molto importante per me. Quando non è lavorativo, però è proprio di passione, anche solo di un weekend, anche solo in Italia, ma darsi un po' di spazio per uscire da tutto quello che è comunque questo mondo che ti impone veramente dei ritmi importanti, quindi anche solo staccare ogni tanto, andare a fare una settimana di vacanza o 2 o 3 giorni, che poi il mio lavoro è molto smart working, ecco, se ne parla tanto adesso, ma posso montare da ovunque, quindi ogni tanto riesco a prendermi qualche giorno di stacco, ecco. Penso sia difficile, no, riuscire a staccare completamente sapendo, diciamo, di avere il lavoro al No, è PC. impossibile, è Nel impossibile. senso, o anche solo di Ah, testa, riuscire a dire ok, ma non ci penso. è impossibile quello, è impossibile anche staccare, non tanto dai social perché comunque riesco abbastanza a darmi dei tempi, eccetera. Però comunque più collabori con tante aziende, più per loro non ci sono tempistiche. Molte sono anche all'estero, molte sono cinesi o giapponesi e Mhm. quindi indubbiamente magari ti scrivono quando da loro non è festività, quando da loro non è Natale, cioè diciamo che sei sempre un po' connesso. È importante, piano piano lo sto imparando anch'io, riuscire a dire basta ogni tanto, dire ok, poso tutto quanto e ci sentiamo domani, non c'è nessun problema, ecco. E tra l'altro ho visto, perché appunto ormai hai iniziato a fare video di qualsiasi cosa, che appunto trasferendoti a Milano hai cercato appunto una casa che ti permettesse di avere la casa con anche l'ufficio integrato. Sì. Bellissimo perché non ti sposti, ma riesci a staccare stando a casa, nel senso, bah, guardo un film sul divano, tanto l'ufficio è lassù, quindi non sto lavorando.
Allora, è una bella domanda, sì, esatto. Questo posto qui dove sono adesso è stata una fortuna trovarlo a Milano, ovviamente, perché potete immaginare quanto sia un casino riuscire a trovare un posto decente, ma che non costi un rene al mese. E diciamo che sì, la mia fortuna credo fortemente che l'ufficio è sopra e la casa è sotto. Mm. Cioè, quella rampa di scale alle 9 di sera diventa veramente una montagna. Quindi in realtà mi aiuta molto a staccare bene, perché quando scendo comunque tendenzialmente è per cucinare, che è una delle mie più grandi passioni, quindi ogni tanto mi metto lì, cucino per un po' di ore e stacco. Però avere l'ufficio in casa per me, uno mi ha salvato in questo periodo, perché se avessi avuto l'ufficio lontano sarebbe stata la fine. E due, fondamentalmente è un grosso aiuto per organizzarsi bene le giornate. Cioè, so che quando sono qui sto lavorando, quando scendo non sto lavorando, quindi mi permette un attimo di staccare, ma allo stesso tempo di non perdermi troppo. Avessi, sai, la solita scrivania in cameretta sarebbe la fine. Io quello che vedi dietro appunto è il mio salotto. Normalmente nei video la camera è di là, inquadra di qua che c'è, che c'è No, l'ufficio. io anch'io Così tantissimo, per è... tantissimo ho avuto camera e studio insieme ed era la fine, perché poi sai, mentre ti sposti vai sul È letto, dura. sul divano e ciao, ti sei mangiato la giornata. Quindi Mm. averlo qua sopra, so che quando sono qui sto lavorando e basta. Cold addirittura dice che qualsiasi lavoro creativo ti segue Anche ovunque, quello faccio anche in fatica, infatti bagno. studio da un'altra parte. Sì, 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 no, assolutamente, ma poi con i social che ormai è tutto via telefono, ce l'hai sempre addosso e quindi ogni secondo che sei in giro, sei comunque in qualche modo stai lavorando. Sì, e soprattutto anche quando, non lo so, parlo per me, ma più per passione, non per bravura nel fare video del genere, anche quando guardo un film, comunque c'è la concentrazione che si posa sulle Vabbè, luci, lasciamo su perdere. questo. Io non posso mai andare al cinema con qualche amico, eccetera, perché è la fine. Cioè, mi odiano proprio a morte. Ah, commenti sempre le inquadrature, oppure fai versi quando c'è qualcosa che non ti piace, quindi o vado da solo o guardo da casa, insomma. Ecco, vedi Sara, c'è qualcuno peggio di me. Io spoilerò Ecco, so cosa solitamente i vuol dire. finali, Ecco, so cosa ma vuol dire per andando al cinema intuizione. con Tiziano. No, beh, c'è Andate il lamento insieme. iniziale, ma si vede male e si sente peggio, quello, quello è sicuro al cinema. Ma vi mettete d'accordo? Cioè, esatto, sì, sì. No, infatti io guardo sempre da casa, da solo i film, perché so già che sennò qualcuno mi tira No, ma in addosso caso vi qualcosa. mettete d'accordo voi due, ci andate insieme e mi Esatto, lasciate esatto. vedere il film. Prendiamo la sala solo noi, però, perché sennò gli altri ci uccidono. Sì, ma poi Allora, qualsiasi cosa, avendo studiato grafica, tipo anche quando vado al ristorante magari mi metto a commentare il font dei menu o Scusatemi, vi ho cose del perso un genere. attimo. Ok. ecco, il fondo e menu no, quello non Sì, ci sì, sì, arrivo. dai. Perché io ho anche Anche perché... questa inclinazione super grafica, perché avendo fatto quello 2 anni, comunque il mio occhio cade subito, se qualcosa non è impaginato bene, non è centrato, vado fuori di testa. Quindi probabilmente un po' di autismo, però va bene. Ecco, in questo ti capirà più Sì, Cold. infatti Io, stavo leggendo, io ci c'era... provo un po', ma no, poi va bene anche com'è. Chiedete a Ilaria di cosa parlavo quando mi ha portato per la prima volta sul lungomare a Pescara. Esatto, Immaginiamo. font, Delle insegne. insegni, esatto, Ecco, le insegne, perfetto. un classico. Ma e tu Abbiamo solo questo argomento tecnico, eh. Per lavorare cosa usi come attrezzatura? Se vuoi scrivere un 2 messaggi, Sara, ma poi smettiamo subito, è solo questo. No, vabbè, faccio velocissimo. Io Ottimo. uso ormai Sony da 5 anni più o meno. Da quando sono partito per la Nuova Zelanda ho preso la mia prima Sony, da lì non ho più smesso, insomma. Ho una 7.3 e una FS5 come macchine principali. E poi niente, poi ci sono mille cose che girano intorno, non mi dilungo in nomi che sicuramente non interessano a nessuno. Diciamo che cerco sempre comunque, il mio lavoro anche su YouTube mi permette di sperimentare un sacco di cose, di trovare sempre l'attrezzatura più figa o quella più interessante da utilizzare. Però man mano che si cresce ti rendi conto che è solamente una bella cornice l'attrezzatura, ma non è che non fa parte perché è importantissima come ogni cosa, è indubbiamente importante,
però impari ad andare oltre, dopo che trovi la macchina che fa per te, smetti un po' di impallinarti per mille cose. Poi ovviamente la curiosità sulle nuove uscite c'è sempre, ma quella fa parte della passione più che del lavoro, ecco. Ma invece programmi di montaggio, perché ti spiego, io ho iniziato con Premiere anni fa, sono passato a Mac e Final Cut, adesso ho fatto un PC fisso, perché ovviamente a parità di potenza spendi un terzo, e quindi ho di nuovo Premiere. Ho ancora il Mac eventualmente con Final Cut, però mi trovo veramente in difficoltà con tornare a Premiere e volevo capire anche se avevi qualche suggerimento di plugin, di un qualcosa. Ma allora, io sono nato anch'io con Premiere, nel senso che anch'io sono nato con PC, anche perché non potevo assolutamente permettermi un Mac, e quindi niente, ho usato un PC per tanto tempo, ho usato Premiere, che probabilmente è il miglior programma per imparare quello che è il montaggio non lineare, quindi a farsi anche solo banalmente un'idea di cosa vuol dire montare. Dopodiché sono passato a Final Cut quando sono riuscito a comprare finalmente il Mac, e adesso sono user di Final Cut da parecchio tempo, ma per tutta una serie di motivi, perché mi aiuta tantissimo su YouTube, ho un sacco di plugin che intervengono, eccetera, e soprattutto c'è un'integrazione enorme che Premiere banalmente non offre purtroppo, perché appunto, come dicevi tu, su Premiere molti plugin sono legati ad After Effects e non sono integrati a Premiere direttamente. C'è per chi vuole imparare un po' senza spendere, perché sia Premiere che Final Cut sono a pagamento, c'è DaVinci Resolve che si sta imponendo veramente come una bella soluzione gratuita per chi vuole la versione base, ma che fa già tutto se state iniziando, eccetera. E anche quella è una bellissima soluzione alternativa. Diciamo che secondo me, se c'è qualcuno che fa questo mondo, che vuole imparare, l'idea principale del montaggio, più che il programma che si usa, è capire la logica che ci sta dietro. Cioè capire il ritmo di musica, capire come mischiare le immagini senza fare delle cose, delle porcherie, eccetera. Però poi il programma in sé è solamente il mezzo, nel senso, è come come se ti dicessi, per andare da Milano a Roma ci devi andare in macchina, ma solo con questa, perché va sicuramente meglio. Cioè alla fine basta qualsiasi mezzo di trasporto, e per me il programma di montaggio è semplicemente il mezzo con cui più mi piace montare, nulla di più, non c'è uno meglio o uno peggio, ecco. Sì, io mi trovo, intanto Sara è sparita, mi sta scrivendo che non gli funziona più, adesso vediamo se riesce a tornare. Non mi ci trovo più veramente con Premiere, cioè almeno o era diventato talmente semplice Final Cut o... Diciamo che non Final lo Cut è so. un mondo un po' accompagnato, ecco, ti tiene sempre un po' per la mano, non ti permette mai di fare troppi errori grossi, mentre Premiere è più professionale sotto certi punti di vista, più libero forse, e quindi indubbiamente vi permette di fare più cose senza avere tutti quei paletti che invece Final Cut ti impone, che se usato bene sono utili, se usato male è distruttivo, perché ti perdi tra le cose magnetiche, eccetera. Allora, vediamo. Fabio S. ci pone una domanda carina, domanda da Bau. I Bau vedono i video? A me sembra di sì, a volte Dago si fissa con le pecore in TV, se fosse fare video per i Bau. Allora, diciamo che, vediamo se Sara... Ci sei? Non mi sembra. Ok. Ci sei? Ok, Penso. ci sei. Sì, 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 No? sì. Magari in Io vi ritardo, ma vedo e ci vi sento sei. benissimo e vedo bene anche me. Perfetto. Ok, perfetto, Anch'io. allora siamo a posto. Ok. Dicevo appunto che Scusate. Spring, da piccola, guardavo un film in TV in cui c'era un cucciolo che correva e vedevi che lei iniziava a correre, poi si fermava, poi ricominciava, poi si fermava. Quindi sì, diciamo che lo vedono, però probabilmente non capiscono Esatto. cosa succeda, e poi dopo un po' si abituano e capiscono, ok, è un quadro che si muove, guardatelo tu, Sì, credo che non ci muonati sia una la mano. percezione che è finto, che non ci sia effettivamente uno spazio. È un po' come gli specchi che incuriosiscono molto, ma non si ha la percezione, perché manca proprio la conoscenza di quello che si sta osservando, ecco. Sì. Sara, sei venuta giusto bene ad interrompere la parte tecnica. L'abbiamo finita in fretta e furia, abbiamo Ok, finito. scusate. Ah, per quello è Perché ho andata l'audio un via. po' in perché- ritardo. Sì, 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 esattamente. Ha detto, ah, scusa, problema te, sono in una galleria. Crr, crr, crr. Esatto.
No, no, ok, ci sono. Almeno Ok. mi sento un po' l'audio in ritardo, quindi parlate senza voce e poi mi arriva l'audio velocissimo. Cosa sta succedendo? Tanto anche da Facebook Quindi- dicono che hanno premuto live ma non ci vedono, quindi deve essere venerdì, Sì. quindi anche il pieno delle linee totali. Sì, Quindi... non è un momento fantastico, ecco. Che ho mandato un Anch'io. WhatsApp chiedendo avete toccato internet, mi ha risposto no, ma appena l'ho mandato è tornato a funzionare, quindi... strano, no? mm. Strano. No, no, Sì, no, stavamo qualcosa scaricando mi puzza. 12 film. Su Emule ancora, no? Esatto. Ma invece con la fotografia lo fai più per passione o comunque è all'interno dei servizi, diciamo, della tua professione? Allora, diciamo che io ho iniziato facendo fotografia, quindi da sempre fa parte un po' del mio aspetto professionale. Come dico sempre, man mano che cresci, man mano che strutturi anche il tuo modo di comunicare, devi comunque cominciare a tagliare un po' di aspetti fuori. Al momento la fotografia per me è il secondo servizio, ecco, molte volte magari anche per una questione economica certe persone preferiscono fare il pacchetto completo, quindi magari mentre stai facendo la foto, un video, un prodotto, scatti e fai anche lo scatto, appunto. Tuttavia, diciamo che mi sto cercando un po' di tirar fuori, ma perché voglio crescere come videomaker, voglio vendermi come videomaker, quindi fare entrambe le cose poi diventerebbe un po' troppo dispendioso a livello di tempo, di priorità, non sai mai se dire di sì a una cosa piuttosto che a un'altra, quindi tendenzialmente dico sempre sì ai progetti video e ai progetti foto solo se effettivamente sono molto importanti per una crescita personale o per prendere un cliente, insomma. Però la fotografia è la mia parte di relax, nel senso che Mm. quando ho voglia di rilassarmi un po' e non pensare per forza a creare un contenuto di un certo tipo, la fotografia interviene come aspetto di passione, no? Per me la mia passione è il mio lavoro, l'enorme fortuna che sia così, e quindi quando devo staccare un po' la spina e voglio semplicemente fare qualcosa che però è legato a quello che mi piace fare, vado un po' a scattare in giro e niente, mi rilasso così, ecco. Però a livello professionale ovviamente poi non si dice mai di no. Diciamo che preferisco dare priorità al video. Se capita poi la bella occasione fotografica, allora so assolutamente scattare foto, quindi ne approfitto, ecco. C'è qualcosa che preferisci fotografare rispetto ad altro? Nel senso, nei video di presentazione, così su due piedi direi paesaggi, però magari Sì. sbaglio. Allora, io sono nato facendo matrimoni e prodotto, tanto aziendale, queste cose qua. Diciamo che nell'ultimo periodo ho smesso di fare matrimoni, li faccio solo più per gli amici che ovviamente mi chiedono di avere come fotografo me al matrimonio, ma ci sta, è sempre un bel regalo che mi piace. Però mi sto sempre di più concentrando sull'aspetto documentaristico, rivolto però alle aziende, quindi cerco di raccontare le aziende facendo una sorta di documentari, quindi contenuti più lunghi, anche da 20 minuti, dove però le persone che fanno qualcosa, che vogliono promuovere la loro attività, non fanno il solito video con la musichetta e le immagini, con la voce narrante sotto che racconta da quante generazioni fanno quello che fanno, ma propongo di più un qualcosa che li metta loro in gioco, cioè se tu fai il pane e vuoi raccontare la storia della tua panetteria, non sarà sicuramente la voce narrante presa su internet che la saprà raccontare bene quanto la puoi raccontare tu. E quindi diciamo che sto cominciando a costruire questa realtà dove sono le persone che vogliono promuovere i loro contenuti a raccontarsi e poi a raccontare quello che fanno, quindi contenuti più lunghi, contenuti basati su uno storytelling di un certo tipo, più lenti, come avete visto le mie immagini sono molto descrittive e quindi piano piano sto evolvendo sotto quel punto di vista lì. Per fortuna Netflix ha aiutato molto con questi documentari basati sulle persone e non più su solo gli animali o queste cose qua, quindi sta aiutando tanto ed è tutto anche per me in via di sviluppo ancora, perché comunque anch'io sto imparando tanto e ogni volta che incontri qualcuno la fregatura, tra virgolette, è che ti devi reinventare. Perché non è, sai, la semplice bottiglia di vino che come la inquadri, sempre una bottiglia è. Qui ogni volta che vai da qualche parte ci sono storie diverse e anche imparare a raccontarle in un certo modo è complessa, cioè come nel mondo canino ci sono comportamenti di cane diverso e padroni diversi di ogni tipo, che poi probabilmente sono il problema più grande, sicuramente anche quando si lavora così e devi raccontare la storia di una persona, dall'altra parte
anche se loro ti stanno pagando c'è comunque un aspetto molto di difesa, no? E quindi c'è tutto il lavoro di conoscere come la persona, cosa ha provato, cosa ha vissuto, i traumi che ha fatto, e in più per me c'è anche la cosa che io ho 24 anni, quando devi raccontare magari la storia di uno che ne ha 60 e gli vai a cominciare a chiedere un po' di domande nella sua vita privata, ti guardano sempre male. Però piano piano si fa, e secondo me è un modo di raccontarsi Questo è vero. molto bello. Esatto, sì, purtroppo l'età è ancora una grossa fregatura per me. Però... Dico, io ne ho 23. Ah, quindi Infatti- puoi benissimo capire quanto sia complesso. Quindi sono vecchio, grazie. Sì. Vado io adesso, vado Non io. l'ho detto io, eh. No, è che la difficoltà che penso forse sia anche quella di Simone, spesso è quella proprio di essere preso sul serio, no? Sì, Sei sì, sì, giovane, esatto. quindi non sai. Esatto, diciamo che adesso comincia a questa cosa a perdersi, poi vabbè, Milano aiuta molto perché comunque è un ambiente super giovane, eccetera. Però quando ero nel mio paesino di 10.000 abitanti, dove già fare un lavoro col Paesino computer... 10.000. Sì, però... Siamo Noi siamo 10, in eh. 900. Nel No, vabbè, 900. ecco, peggio ancora. Sì, adesso che sono abituato a Milano... Però, cioè, già lavorare col computer era fantascienza, no? Cioè, quando ho detto che io lavoravo col computer e quindi, cioè, anche solo con mio papà all'inizio è stato super complesso. Cioè, quando mio papà, che è cresciuto da quando ha 14 anni a fare il muratore, capisci quando vedi tuo figlio stare 12 ore al giorno davanti a un computer, che prova a dirti, guarda papà, giuro che guadagnerò con questa roba, è molto complesso. Adesso ce l'abbiamo fatta, mio papà approva quello che faccio, mi super segue e tutto quanto, però è stato molto complesso. Vai a lavorare, no? La frase, Sì, ma no, la frase no. tipica. Sì, ancora diciamo Guarda l'idea che classica, no? Del lavoro, mi alzo alle 6 di mattina e sto fuori casa 14 ore per poi rientrare. Sì, ma poi mi sporco le mani, faccio Sì. fatica, lo sudo il pane che porto a casa, ecco. E io sono sempre stato super... Però mio papà è anche stato il primo a dirmi mai non fare mai il mio lavoro perché Mhm. ti spacchi la schiena, eccetera. Però ovviamente quando poi vedi tuo figlio che va male a scuola e allo stesso tempo passa tutto il tempo davanti al computer dicendoti che questa roba qua sarà il suo lavoro, Sì. wow, Non è facile. wow. Anni fa, magari adesso... Sì, ok, probabilmente lo puoi adesso comprendere sarebbe di stato più. più semplice, Mm. però mio papà banalmente ha avuto il suo primo telefono con lo schermo a colori, penso 4 anni fa, quindi puoi capire che, Sì, wow, sì. cioè è tutto nuovo Sì, sì, ancora, è no? proprio- Però, esatto, però allo stesso tempo forse quello mi ha sempre dato un occhio di riguardo più sull'aspetto appunto, della voglia anche di raccontare quello che è semplice. Che alla fine, sai, quando si fa un documentario si pensa sempre che uno debba raccontare la storia dell'astronauta o Mhm. dell'uomo che ha cambiato il mondo, quando in realtà sarebbe bellissimo ed è affascinante raccontare le storie dei grandi uomini, ma quelli che effettivamente mandano avanti la baracca e il nostro pianeta sono tutte le piccole persone che ogni giorno si svegliano a fare il pane alle 6 del mattino, aprono i locali per farci divertire, eccetera. E quindi mi sto cercando di specializzare su quell'aspetto lì, cioè raccontare storie normali in maniera da grandi storie, ecco. No, questa è una Guarda figata, che assolutamente. Abbiamo ci Maicolino. saluta anche Maicolino di Aspiranti Fotografi. Ciao, super collega, super collega. L'abbiamo avuto anche Ho lui visto, ho qui in visto. live qualche giorno fa e Maicolino, maledetto, mi hai fatto tornare un po' di smania di fotografia. Ti odio. Ne sono contenta Perché- così finalmente fotograferà me, Malcolm, o insomma il Esatto, mio esatto. sport, mettiamola Sì, sì, così, sì, che sì. sono mesi che prego, fammi 2 foto, per favore, 2 Ma foto. è un classico, è un classico. Quando si frequentano fotografi, comunque gente di quel settore lì, assolutamente non avrai mai nulla che riguarda quel settore lì. Mio papà ci ha Sì. messo tipo 3 anni a cambiare una piastrella in casa, per dirti, e fa quello di lavoro, quindi... Esatto, il problema è che appunto qua è tutto ancora da attrezzare, no? Poi è arrivata questa crisi e quindi ho sospeso tutto anche per non far viaggiare troppo come si chiama, i trasportatori, Certo. quindi non farmi portare le cose e quindi ho un monitor che non è calibrato, non è neanche con la schermata grafica, è tutta una cosa a caso e sto facendo ste copertine così, basandomi su colori a caso, mandandomeli poi sul telefono. Vedi come vedere. vedono i cani, probabilmente. Esatto, Stai esatto. vedendo colori mixati. Esatto, è tutta una cosa casuale. Ma io ho lo stesso in- computer da 6 anni più o meno e ho detto ma Ecco. prova a vedere di una web migliore, eccola qua, va peggio di quella che ho adesso, guarda la super web. web di 12 anni invece. Siete invidiosi, vero? Mamma mia.
Che belli quei computer quando li accendi e stai 10 minuti solo a aspettare che si accendano. Sì, esatto, Già esatto. scappato e buttato giù dalla... Ah, Dio. Ecco, invece Michaelino sta educando il cane. Ecco, ok, ci Come siamo lo stai scambiati i facendo? ruoli. Invece, qualche consiglio che puoi dare a due falliti YouTuber, che sono quelli uno alla tua destra e l'altro io, e l'altro sotto, come crescere su YouTube, o quantomeno Io non quello sono una che fallita, però. sei entrata a far parte con me, quindi hai ereditato il titolo. Il fallimento. Per, ok. per osmosi. Allora, in realtà, beh, io, a parte che io non posso parlare, che comunque non è che abbia tutto questo incredibile seguito di numeri e quant'altro. Diciamo che il consiglio primo che posso dare, ma è quello che già fate, è quello di trovarsi la propria nicchia. Al di là di chi ha una professione e vuole portare la sua professione su YouTube o comunque sui social in generale, trovare una nicchia, secondo me, al momento è fondamentale, soprattutto per costruire qualcosa di duraturo nel tempo. Perché, bene o male, la gente o si affeziona a te perché veramente sei il nuovo volto dell'intrattenimento, oppure sei semplicemente una grossa stella cadente, nel senso ti prendi i tuoi Scherzo. 5-6 anni di notorietà e poi finisci nel dimenticatoio, un po' come la televisione, no? Non cambia molto, alla fine TV probabilmente hai i tuoi 2-3 anni dove hai 18 anni e sei super bello, super bella e ti godi tutti i riflettori e poi si scopre che però non sai fare niente di più che essere bella, arriva un nuovo diciottenne più bello di te e ti sovrasta. E così come YouTube, come i social. Quindi il mio consiglio è, se dovete iniziare una nuova avventura è un nuovo modo di comunicare, fatelo su qualcosa che riguarda una certa nicchia, perché è molto più facile lavorare su una nicchia, a costruire contenuti dedicati a loro e soprattutto strutturare un piano di pubblicazione, ma un piano editoriale a lungo termine. Io so che il mio canale YouTube, se lo dovessi vedere fra 20 anni, anche se io ne avrò 30, 40, 45, mi cambia poco, perché alla fine semplicemente si è aggiunta della professionalità a quello che sono. Sicuramente il mio pubblico sta crescendo con me, io ho sempre più gente grande che mi segue che gente piccola, ma perché io sto crescendo, i contenuti che porto sono da persone che stanno cominciando ad affrontare questo mondo dal punto di vista professionale, non più amatoriale, perché chi guarda i miei video comincia già a avere un po' più inquadrato il mondo del faccio video a livello professionale, non per gioco. Non faccio il video, salvo rari casi, su come iniziare o come impostare la macchina fotografica. Ci sono tutta una serie di cose che do per scontata, ma perché so che il mio pubblico è gente che comunque se guarda un mio video si è già fatta le sue conoscenze, ha già fatto le sue ricerche, comunque è appassionato, ecco. E quindi il mio consiglio principale è quello, lavorate tanto per costruirvi la vostra identità come target, come nicchia, come età, cercate di capire che età volete andare a colpire, anche perché poi tutta questa cosa qua, per quanto sia bella, affascinante, fare YouTube, conoscere gente, alla fine si fa anche per guadagnare dei soldi. E costruire una nicchia basata sui propri interessi, ma su quello che si fa anche a livello professionale, vi permetterà poi di convertirlo in guadagni in qualsiasi modo decidete di farlo, con corsi fisici, corsi online, eccetera, o non so, fare della roba brandizzata, eccetera. Ma se puntate a un pubblico che non sapete chi è perché fate di tutto e un po', poi quando dovete creare un prodotto non sapete se fare quello, quell'altro Mhm. Quindi secondo me è super importante. Poi vabbè, io parlo di videomaking, quindi il mio mondo si è abbastanza creato da solo. Però all'inizio, quando facevo viaggi e raccontavo la mia esperienza in Nuova Zelanda, c'era un po' di tutto. Cioè c'era gente che non gliene fregava niente dell'aspetto video, quando caricavo un video che parlava di fotografia non se lo guardava magari nessuno, quando caricavo un video di viaggi se lo guardavano tutti. E man mano, quando ho spostato il canale 100% dedicato a questo mondo, ovviamente ho perso un sacco di persone. Ecco, se avessi iniziato probabilmente subito a parlare di video, magari ci avrei messo di più a crescere, ma il pubblico che cresceva con me non se ne sarebbe poi andato, ecco. Quindi, secondo me è quello, verticalità e target ben definito fin dall'inizio. Ma Io e nel ti dubbio manca scrivo tutto. fare, o magari li fai per te o tramite o per altri utilizzi, ma ti manca fare i video appunto di viaggio da condividere con la tua community, che come dici tu magari non hai i numeri da centinaia di migliaia, però comunque hai già dei bei numeri, ma soprattutto quello che vedo, almeno quello che sembra dall'esterno,
una community molto molto unita anche. Allora, in realtà ti dico no, non mi fa più impazzire, ma per il semplice fatto che da quando ho cominciato a fare questo di lavoro, come ti dicevo prima, per me i viaggi sono diventati un modo un attimo per staccare. Quindi quando sono in giro piuttosto preferisco fare foto, perché comunque perdi anche molto meno tempo a fare una foto che a fare un video, perché per fare un video magari di un posto solo devi stare lì 10-15 minuti per prenderlo da più punti. Una foto ci metti un secondo a farla, specie poi per come scatto io. Detto questo, il mio video di viaggio si è un po' convertito spesso nel testo qualcosa di nuovo e lo porto sul canale. Io, ad esempio, vabbè, poi giro molto per Milano e quant'altro, però quello che mettevo nei video di viaggio, quindi l'imparare a inquadrare, a raccontare le persone che ci sono in giro per il paese dove stai vivendo, piuttosto che l'ho trasferito nelle mie recensioni, cioè devo girare tutti i b-roll per testare la nuova macchina, la nuova lente, quell'aspetto lì lo metto semplicemente in quella parte lì. Banalmente, se dovessi mai fare un viaggio per lavoro, per cosa, da qualche parte avessi del tempo libero, magari mi porto dietro la macchina che devo provare, l'obiettivo che devo provare, faccio le riprese, al posto di montarle in un video di viaggi, le monto all'interno della mia recensione. Però diciamo che al momento fare viaggio per me è staccare un secondo e viaggiare, quindi godermi il cibo, godermi il posto. Poi se capita l'occasione ovviamente di fare un video, ben venga, però non per il canale YouTube sicuramente, perché ormai ha la sua identità e voglio che sia così, ecco. Scusa, che hai Bella detto anche- cibo, io ho pensato pizza, ho collegato pizza a Roma alla pizza di Roma. Ah. Sono un attimo... Bella anche, visto che tutti ti faranno parlare di video, anzi vediamo un attimo Fabio che dice: Dago il mio primo cane e Tiz con i suoi video e la sua simpatia mi ha appassionato e aiutato tanto. Ecco, queste sono le cose anche che ti ripagano e Sì, ovviamente assolutamente. I Love Spring. Malcolm, no, che schifo Malcolm. Malcolm è scherzo. appena arrivato, ma vedrai che crescerà anche lui nei cuori. Visto, dicevo, che tutti ti chiedono di video, ti parlano di video, di foto, hai detto che hai la passione addirittura per la cucina. Sì, tantissimo, in realtà per tutta una serie di motivi. Il primo è che per me la tavola è sempre stato l'unico posto dove vivevo effettivamente la mia famiglia, un po' perché appunto mio papà tornava sempre tardi a casa e tuttora lo fa, perché comunque fare il muratore è un lavoro che tendenzialmente ti porta via dalle 6 del mattino alle 8 di sera. Quindi io mi svegliavo e papà non era a casa e la tavola è sempre stato il punto di ritrovo, no? Quindi per me il cibo è sempre stato, fin da piccolo, il legame che univa tutti. E quindi mi ha appassionato sempre questo. In più, mio fratello poi adesso è chef in un ristorante, quindi per me, anche a livello proprio familiare, il cibo mi lega a mio fratello. E poi mi piace perché secondo me, da persona che vuole raccontare storie, grazie al cibo si riescono sempre a creare i legami più belli. Nel senso che molte volte anche con i clienti o comunque con le persone che devi imparare a conoscere, l'ultima volta ad esempio, prima purtroppo che arrivasse questa situazione, ero in Francia con un team di sole donne che corrono per l'Ale Mans 24 ore, quindi qualcosa che con me non c'entra niente, io non capisco nulla di macchine e come si dice, il cibo è sempre stato quel modo per rompere il ghiaccio all'inizio, no? Cioè ti mettevi intorno al tavolo, si mangiava 2 bicchieri di vino e si era amici da subito. E quel modo lì è sempre stato perfetto per iniziare tutto quanto. Dopodiché diventa un modo per iniziare a lavorare e per me è una passione perché a me piace mangiare, piace scoprire la cultura. Poi avendo vissuto un anno a Roma ho scoperto quello che è il cibo fatto in casa portato effettivamente per le strade, quindi è stato fantastico. E poi quando viaggi mangiare è perfetto, cioè vado fuori, io farei solo quello. Ti capisco assolutamente su questo. Ma c'è qualcosa in Io vi particolare invidio. che preferisci cucinare? O non so, dolci piuttosto No, che no. pasta fatta in casa o tutto? Allora, i dolci non mi fanno impazzire, dico la verità, preferisco molto di più il salato, ma perché secondo me è molto più interessante, ecco. Nel senso che ci sono molti più sapori che si possono mischiare. Il dolce a volte è troppo poi legato alla ricetta, mentre col salato puoi un po' buttare tutto, più o meno viene buono. Malgrado ci butti del burro, i francesi ci hanno fondato una cucina su questo. E ovviamente scherziamo. Però Domani su Charlie Hebdo. esatto. Però sicuramente mi piace tanto cucinare, grigliare tantissimo.
Sono stato poi vegetariano Mhm. 3 anni, quindi ho scoperto anche tutta quella che è il trovare soluzioni alternative alla carne. Sono affascinato da tutto quello che è il mondo del legume, eccetera. Però mi piace, poi mi piace mangiare, mi piace fare la carbonara più unta possibile. Cioè, mi piace tutto quanto quello che è il mondo del cibo a 360 gradi, ecco. Avresti mai Mentre parli a un pensato che... enorme uovo di Pasqua qua. Avresti mai pensato che saremmo finiti a parlare di Ma io cibo sono e di solo contento, cucina? quando non devo parlare di telecamere sono solo contento. Vero? Sei venuto sul canale giusto, dove tutto è una casualità. Allora, a proposito, ti sfruttiamo allora a sto punto, tornando invece alla tua passione grafica, quindi non Sì? video né foto né nulla, anzi, anche marchettiana un po'. Sticani ti piace come nome? Sì, ma è fighissimo, anche il Ok. logo è molto sbarazzino. Ok, perché abbiamo fatto appunto un rebranding proprio durante Mhm. queste live, perché prima ci chiamavamo TNS Project, Ok, poi sì, lei, spostava un dov'è? po'. Di qua, questa qui ha Da avuto qua. sta idea del nome Sticani, Me la rinfaccerà tutta e la vita, già lo sì, so. sì, No, no, quindi ma grazie, ci sta, è un po' aggressivo, forte. vero? Ci sta. A me piace, no? Io sono... Non avessi avuto la fortuna di chiamarmi così, che mi permette... Cioè, sarebbe stato stupido cambiare, eccetera, anche io avrei probabilmente creato un'identità Simone Sticani. differente. Stimone U- Sticani, sì. una quasi parolaccia per chiamarti, Sì, no? no, ma ci sta, è un po' provocatorio, alla gente piace. Dopodiché, appunto, e approfitto anche per sentirle da te e da Cold, che magari è ancora in chat, perché ho fatto anche il calendario per la prossima settimana, che in realtà mi ha fatto il template Cold, anzi Poi l'hai 6A riempito. Graphic. Io l'ho riempito la prima volta e c'erano 6 caselline. Per la prossima settimana, che invece andremo dal lunedì al venerdì, perché poi c'è Pasqua, quindi sabato e domenica ci riposiamo. Mangiamo. Esatto, Bravi. ho 5 caselline e le ho messe a posto io. Secondo me trovate le stortezze. Te le mostro subito così C'ho ricapitoliamo giusto 2 l'occhio. minuti. Ecco, così le sentiamo. Intanto ricapitolo, poi mi fai i cazziatoni e aspettiamo anche quelli di Cold Quindi anticipiamo dalla già gli chat. ospiti, tra virgolette, della settimana prossima e sono emozionatissima, quindi collegatevi solo Esatto. per vedermi svenire, più o meno. Eccolo qua. Allora, intanto anticipiamo gli ospiti, state calmi, che sia tu che Cold, poi le sento volentieri. Allora, prima, lunedì parleremo di toilettatura, quindi con un'esperta, come farla nella maniera corretta, anche nel pieno rispetto, ovviamente, dei nostri amici animali. Martedì, Thomas Pirani, per chi non lo conoscesse, è un grande istruttore, e parleremo della vita quotidiana con il cane, quindi confronteremo, anzi guarda mi metto anche più in qua così pure mi si vede, confronteremo appunto quella che è la vita appunto con il cane, visto dal punto di vista del cane che dal punto di vista nostro. Mercoledì, grandissimo personaggio Ivano Vitalini, e parleremo di mobility, un grandissimo personaggio a livello appunto italiano, abbiamo anche fatto un corso poco tempo fa, che mi è costato quello più le multe. Vabbè, Ecco, ho il questo è un altro certificato là discorso. dietro, eccolo là. Giovedì invece parleremo di cani e disabilità con Luca Scannavacca, che appunto ha anche scritto il libro che vedete poi in copertina, che è semplicemente sordo, quindi si occupa anche specialmente di cani con disabilità. Mentre venerdì morendo. viaggiare con il cane di Masi on Tour, che è una ragazza appunto che sta viaggiando col suo cane in tutta Italia e si sta filmando, ha iniziato un bel progetto appunto anche su YouTube. Fighissimo, fighissimo. Muoio. Bella, una gran settimana. Adesso voglio sentire, vediamo se c'è ancora Cold, se le distanze sono corrette. Io non ho controllato perché non so come cacchio si controlla le distanze tra uno e l'altro. Conta che prima erano 6 e poi erano 5, quindi dovevo metterle a posto. Sì, Ci a occhio siamo? così lo vedo giusto. Ok. No, dai, avevo Sì, più sì. paura. Io sono diventata già tachicardica, praticamente. tu. Io non... Tra l'altro non ti si vede. Per Adesso ti si fortuna, vede. no, sono morta, cioè non... Nel senso che Sì. comunque magari ci sono cinofili che in tutto l'arco della vita non li conoscono, questi top della cinofilia, e poi ci sono io che devo fare l'esame e li sto già conoscendo tutti e sto morendo dentro. Esatto, sì, nel Tanto- giro di un mese direi che abbiamo fatto un bel giro Mm. di cinofili, ma Simone ne sa anche qualcosa, giusto? Ah sì, vabbè, io Tan mia mamma fa questo di lavoro, quindi
realtà lo vivo in maniera molto collaterale, non so assolutamente nulla, zero totale, non voglio sapere niente, però sì, mia mamma fa questo di lavoro. Ecco, Boh, ci sta, e tra l'altro mi avevi già dato il nominativo, quindi magari andiamo a vederla, vediamo se riusciamo appunto anche a fare una live anche, Ma sì, anche sì, tanto è in con casa lei. che addestra la nuova cucciola arrivata, quindi... Oh, Ecco, cuoricino. così parleremo male di te, magari Sì, ci dice che non probabilmente, sei sì. bravo a Così. cucinare alla fine, che penso che sia la cosa peggiore. Loro hanno la fortuna di avere mio fratello a casa, quindi stanno mangiando stellato tutte le sere, quindi... Ah, anche lui Sì, sì, cuoco? sì, mio fratello fa lo chef Porca. e quindi adesso vive con i miei perché Mhm. ovviamente lui è rimasto lì con i miei, anche se viveva vicino, ma il ristorante in questo momento è chiuso, quindi è tornato a casa con i miei, quindi loro stanno mangiando stellato tutte le sere, quindi in Vogliono realtà sono... adottarmi? Per questo periodo, Guarda, dico. no, beh, secondo me stai bene lì, te lo dico per consiglio. Allora, qua vedo che piace anche il Mhm. calendario, argomenti bellissimo. Penso che vi farò compagnia tutta la settimana. Tanto E- non abbiamo niente di meglio da fare, quindi E Esatto. che tra siamo l'altro mi ha dato Tania l'idea di chiamare qualcuno per la toilettatura, quindi Vero, vero, anch'io è sì. un argomento che comunque sottovaluto, anche perché Spring mi piace, puzzona, Su però è questo importante. confermo. Esatto. Però è un argomento importante perché appunto i cani non è che vanno presi, buttati dentro la No. vasca o dentro una lavatrice proprio reale, lavatrice, quindi E è anche lì, diciamo, importante. come sempre è giusto rivolgersi sempre a persone competenti, non a un toilettatore improvvisato che appunto ti prende il cane, te lo lancia in vasca e ciao, non entrerà mai più in acqua il cane, proprio. Sì, no, esatto, tra l'altro. Super trauma d'acqua, vedi. Esatto. Bene Simone, noi ti ringraziamo, Grazie a voi ragazzi, è stato un specialmente dei piacere. tuoi commenti sulla cucina, ovviamente, che era Quando, l'argomento principale, per quando cui... volete. No, tornerò a Roma solo per mangiare, non vedrò niente, arriverò, Sì, mangerò e tornerò a casa. probabilmente anch'io potrei fare lo stesso, anche perché è l'unico valido motivo per andare lì, perché dopo esserci vissuto un anno, Mm. È un solo po' per il caotico, cibo però. tornerei a Roma. E per vedere le meraviglie che la città offre. In secondo Ovviamente. piano. Salvato in corner. Sì, 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 sì. No, no, sì, ovviamente. Bellissima città. Bella, ma non ci vivrei. Benissimo. Grazie Comunque, mille Simone. grazie a voi ragazzi, davvero, è stato un E piacere. Spero salutiamo che... anche tutti. Noi domani facciamo una pausetta, anche domani. Era imprevisto qualcosa, è saltato un ospite. Ci riposiamo anche domani perché meritata siamo pausa, belli direi. tutti. Sì, Direi di dopo sì. 20 e passa. Quindi con tutti ci vediamo prossima settimana. Tu ci aspetti un attimo giusto per i saluti post live. Assolutamente sì. Grazie mille a tutti di averci seguito anche tutta Sei la seguito. settimana. Sì, è la seconda live. Ho fatto un'ora di pausa tra una e l'altra. Inizia ad essere impegnativo. Grazie mille a Giustamente. tutti e Ciao buona ragazzi. A serata. lunedì. Ciao. Ciao. Ciao e a lunedì. Adesso